guerra commerciale non conviene a nessuno. I dazi possono certamente provocare danni all'economia, però bisogna adottare tutte le contromisure necessarie affinché questi danni siano i minori possibili. E certamente le borse ne hanno risentito. Dobbiamo ora noi lavorare per proteggere le imprese italiane e le nostre esportazioni, visto che siamo la quarta potenza commerciale mondiale. Il giorno 21 presenteremo un piano del Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale per spiegare alle imprese cosa possiamo fare per proteggere i nostri prodotti. Abbiamo sempre detto che noi non manderemo truppe, non le abbiamo mandate durante la guerra, non le manderemo qualora ci sia un accordo di pace, né missioni NATO né missioni europee. L'unica cosa che potrebbe vederci presenti è una eventuale missione delle Nazioni Unite con decisione del Consiglio di sicurezza, allora dove ci sarebbe una partecipazione internazionale così come l'UNIFIL in Libano. Lavoriamo per la pace, questo in buona sostanza è il messaggio del Ministro degli Esteri Antonio Tajani qui da Verona, dalla Fiera della Logistica, e poi però si è soffermato anche a parlare naturalmente di dazi, una questione davvero importante anche per questo comparto. Intanto i dazi ancora non sono stati imposti, noi stiamo lavorando da tempo prima dell'imposizione dei dazi e, come ho detto, il giorno 21 presenteremo alle imprese italiane una strategia per proteggerle in caso di incremento dei dazi, in caso di guerra di dazi, puntando anche sull'esplorazione di nuovi mercati, puntando anche su altri percorsi. Penso alla via del cotone che collega l'India, Israele, i paesi del Golfo e l'Italia. Ministro, lei ha citato ripetutamente giustamente gli Stati Uniti, non è che Musk si sta allargando un po' troppo? Io ascolto il Presidente degli Stati Uniti che ha detto che è lui che decide. Musk è un imprenditore, io non sono né amico né nemico di Musk. Musk è un imprenditore che offre delle opportunità, si valuterà, penso a Starlink, se è interesse dell'Italia utilizzarlo o meno. Bisogna fare una valutazione di impatto e capire se tutto ciò è utile e sicuro per il nostro Paese, quali sono i rischi, quali sono i vantaggi, senza fare il tifo né a favore né contro. Infine la domanda su Alberto Trentini, quali sono le sue condizioni, se ci sono novità per il cooperante veneziano che, lo ricordiamo, è agli arresti in Venezuela da quasi 4 mesi. Ecco la risposta del Ministro. Noi stiamo seguendo una difficile situazione perché è detenuto, sappiamo che è detenuto, sappiamo che è in buone condizioni, ma la trattativa per farlo uscire dal carcere è molto complicata. La stiamo seguendo giorno per giorno come seguiamo tutti gli altri 2500 italiani detenuti nel mondo. Non abbiamo mai sottovalutato i pericoli, abbiamo fatto sempre tutto ciò che era possibile, ma siccome non dipende da noi, è stato arrestato in quel paese e sappiamo bene qual è la situazione in Venezuela. Sapendo bene qual è la situazione in Venezuela ci rendiamo conto di quanto è complicata qualsiasi iniziativa per farlo uscire dal carcere.